All'inizio il pensiero, poi vennero le parole ed infine le immagini. Le emozioni non hanno né luogo né tempo. È lì che incontrerai Cheyenne. Chi è Cheyenne? Cheyenne è Cheyenne. La grandezza dell'uomo non si misura per quello che fa, ma per quello che farà. Non esiste mai senza dal dietro. Affrontare sempre ogni giorno come se fosse l'ultimo giro. Conoscere i propri limiti per superare. Sapere sempre da che parte si girare. È il pilota a decidere la traiettoria, non tu. La bici per capire i movimenti. La teoria per non pensare al mondo. Le curve per capire il l'uomo. Dominare la struttura della forma. Un campione che ti passa potrà accelerare finché vuoi, ma nel rettilineo non ti andrà via quel futuro. È da quella curva che non vedrai più. Gli attimi di oggi sono l'infinito di domani. Io non sono Cheyenne, perché Cheyenne è stato un attimo, nel quale ero colui che avrebbe portato il peso delle cose, quello che come una condanna non avrebbe mai dimenticato. Io sono Cheyenne, colui che ricorda. Sono stato Cheyenne, sono Cheyenne, sarò Cheyenne. Non è difficile essere uomini se non ci si scorda di essere stati bambini. Noi registi delle azioni sappiamo già come andrà a finire e per noi cambiare il finale vuol dire annullare quello che è già scritto, non criticarci quando senza controllo ci prendiamo una pausa dai nostri pensieri. Non siamo mai uguali a noi stessi, perché aggiungiamo un attimo ad ogni attimo della nostra vita. Più alta è la vetta, più dolorosa è la caduta, e più è profonda la caduta, più difficile sarà la risalita. Bisogna cadere molto in basso per arrivare molto in alto. Se i desideri salverassero, non sarebbe più vita, ma solo un bellissimo sogno. In certi posti della disperazione è strano come non ci sia assolutamente niente. E quando non ti accorgi più che c'è, è quando la morte fa parte di te. Così come arriva, a volte la musica se ne va e si porta dietro tutte le emozioni e non c'è più alcun suono che possa portarle indietro. Perché fermare il fluire delle parole? Perché arrestare lo scorrere delle immagini? Perché ascoltare e non sentire la musica? Non è vero che un corpo non sopravvive senza una testa. Per ridere bisogna piangere, ma senza gli occhi. È facile vivere 1000 anni senza guardarsi mai in uno specchio. Perché staccare il corpo per far volare la mente? È bello quando il corpo e mente vedono le stesse cose. Se fosse tu Cheyenne. Non è tanto arrivare in certi posti, il più è tornare indietro. Quel che fatto è fatto, è quel che resta che è un casino. Allenare il corpo per aiutare la mente a volare. Io, capitano senza più una squadra, non mi hanno più affidato missioni da quella volta, ma la squadra sta tornando a me. Sono sicuro che il mio equipaggio sarà pronto a seguire. Per me sarà l'ultima missione, ma già c'è chi è pronto a prendere il mio posto. Dormiva l'equipaggio quel giorno e non sapeva che era venuto il momento. Neanch'io, nonostante fossi capitano, mi addormentai preoccupato. Erano anni che non lo vedevo, ma non mi sorpresi, anche perché era nel suo carattere cercare di cogliermi di sorpresa. Ma ci siamo ritrovati esattamente dove ci eravamo lasciati. Come avrei fatto a sorprendermi e nelle sorprese piuttosto non trovarlo nel luogo dell'appuntamento? Comunque mi aveva lasciato la giacca del capitano
e le fa insieme. Una la porta al collo, una serve per avviare la stronale e la terza per fare le risse. La notte degli angeli cadenti. E prima ancora di perdere le ali, volavano in un luogo dove nessuno potesse baciare. Si può dare tutto se stesso per un attimo, per 1000 anni, ma non si può fingere neanche per un secondo. Gira il pensiero nella mente, ma a volte non riesce a trovare una sua stabilità e continua rotosamente a girare, tu lo senti, tu lo vedi, ma non riesci a metterlo in parole, immagini, suoni. Ma se indietreggi un passo e lo guardi da lontano, allora sì che capirai. Non si impara se non si vuole, non si vede se non si guarda. Bisogna costruire le storie con la materia dei sogni. Abbiamo tutti qualcosa da insegnare, altrimenti nessuno avrebbe niente da imparare. Cheyenne ha parlato con i padri. Cheyenne ha sempre saputo, ma ogni tanto è difficile essere Cheyenne. Ma se non ci fosse, ci sarà sempre un Cheyenne. Ora tocca a me. A volte le cose non sono come sembrano.